Ben ritrovati con il nostro TG Plus Ciclismo, con il nostro appuntamento settimanale. Come ben sapete non ci si occupa solo di ciclismo pedalato, bensì anche a volte di avventure, e questa è, fidatevi, un'avventura vera e propria. Allora abbiamo Alberto Fiorin e Dino Facchinetti. Allora, insomma, lo vedete anche dalla scritta, Marco Polo a pedali. Il 25 aprile sono due veneziani. È l'unica società ciclistica presente nel comune di Venezia. Sono due veneziani che il 25 aprile partiranno da Piazzale Roma e arriveranno in bicicletta in Cina a Piazza Tiananmen, ripercorrendo l'antica via della seta. Un'impresa, noi qui vi riprendiamo prima della partenza, ma vogliamo vedervi anche all'arrivo, vero Alberto? Assolutamente. Raccontateci questa storia. Noi vogliamo omaggiare il nostro concittadino Marco Polo che, insomma, 700 anni fa ha fatto questo percorso. Non aveva la bicicletta? Non aveva la bicicletta, andava un po' a piedi, andava a cavallo, aveva altri mezzi. Noi abbiamo scelto il mezzo che è più consono anche alla nostra filosofia di vita, diciamo, perché la bicicletta è un mezzo che ci permette di conoscere meglio il territorio attraverso la lentezza, attraverso appunto questo pedalare, questo giro della pedivella. Sì, ma per arrivare in Cina non dovete essere tanto lenti. Il milione di Marco Polo diventa 1.000.000 e ben più di pedalate per coprire i 12.000 chilometri in 100 giorni di strada che ci porterà attraverso varie nazioni: Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan e Cina. Piazza Tiananmen, Pechino. Dino, ma sicuro di seguirlo in questa follia? Penso di sì. Penso di sì. Di pedalare sicuramente. No, anche perché insomma pedalare 12.000 chilometri, come sarà? È un'avventura. In tutti i sensi. Di paesaggi, di scoperta, di un mondo forse diverso, ma non molto da scoprire, completamente nuovo. Allora, diciamo che partite da Piazzale Roma, esatto. Arrivate in Cina, dormendo dove, mangiando come? E allora, noi siamo dei viaggiatori, sì, appunto non siamo certamente, anche data l'età e insomma la stazza, siamo appassionati di bicicletta da sempre, siamo rispettivamente tra l'altro presidente e segretario appunto della società ciclistica pedale veneziano. Se vi perdiamo ecco, si perde la testa della società ciclistica. Abbiamo anche tra l'altro il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana, questo viaggio. Proprio del Comitato Provinciale di nazionale Venezia. Proprio. Sì, il Comitato Provinciale che però a sua volta aveva Quindi Cordiano Dagnoni vi ha dato la benedizione. Sì, ci ha benedetto. Noi accogliamo chiaramente qualsiasi tipo di buon auspicio di viaggio, perché abbiamo bisogno anche di un po' di fortuna, di un po' di buona sorte, perché lì non sappiamo bene cosa troveremo. Certo che è un viaggio, come diceva Dino giustamente, è un viaggio di conoscenza, un viaggio culturale, diciamo, lo facciamo proprio in nome di Marco Polo, perché quest'anno sono appunto i 700 anni della morte, quindi abbiamo ben pensato di omaggiare il nostro concittadino cercando di ricordarlo negli incontri ufficiali che faremo, perché abbiamo la fortuna di avere alle spalle appunto il Comitato Nazionale per le celebrazioni della morte di Marco Polo, la Federazione Ciclistica Italiana, la Regione Veneto, quindi in qualche modo cercheremo di incontrare in alcune manifestazioni pubbliche a Istanbul, a Sofia, ad Ashgabat, a Tashkent, nelle capitali delle nazioni che attraverseremo, proprio porteremo questo messaggio di solidarietà, di vicinanza, di voglia di conoscere questo mondo appunto che è stato esplorato 700 anni fa da Marco Polo, ma anche adesso ha tanto da dire. Questa via della seta con gli occhi del terzo millennio cercheremo di descrivere, perché a noi piace anche scrivere, a me personalmente piace scrivere, fare dei resoconti proprio anche giornalistici di questa avventura. Di questa avventura. Dino, invece, chi sarà di voi due il meccanico?
Infatti, immaginavo, uno me- è l'artista la e penna. l'altro, uno è la penna e l'altro è No, veramente la mano. siamo a vicenda comunque. Vi aiutate a Ci vicenda, aiutiamo, praticamente come uno è il sempre. gregario e uno, anzi, vi scambiate. Io sono il gregario, lui è il È capitano. il capitano perché è più scalatore. E viceversa. Ha il fisico da scalatore. Secondo- Decisamente. Mentre Alberto da passistone. Esatto. Ecco, cosa vi aspettate anche di mangiare? Vi dovrete adattare a qualunque cosa? Allora, questo è un viaggio in cui l'allenamento dormire. serve relativamente, nel senso Sì. che dico E un'enormità. soprattutto una media di quanto dovrete affrontare, media oraria, e quanti chilometri al Allora, giorno. appunto, stavo cercando di arrivare a questo. Allora, più che le gambe ci vuole la testa per un viaggio del genere, perché se cominci a avere bisogno del massaggio serale, dell'alimentazione un po' di corretta, al acido secondo lattico giorno ci ti sarà. fermi. Ci sarà l'acido lattico, ci saranno tante ore di sella, perché noi non andremo 30 all'ora, facciamo 140, 135 a 140 km di media giornalieri. Media giornaliera. E quindi andremo, Quindi una media di 6 ore, insomma. di pedalate, anche 6-7. 8, andremo a 20 all'ora. Sì. Siamo in totale autonomia, unsupported, come si dice, quindi Nessun abbiamo tutti i bagagli al seguito, Seguito. ci portiamo tutto quello che ci La serve. casa, La casa sulla per bicicletta. i 100 giorni, meno possibile ovviamente, un lava e un metti, insomma, Sì, e basta. esatto. E quindi mangeremo quello che troviamo, non abbiamo la possibilità di alimentarci con i carboidrati come fanno giustamente tutti i ciclisti, no, o con particolari diete. Quindi voi sapete che avete una meta per quel giorno, la città dove arrivare, Esatto. e poi... E quello che succede in mezzo che è Dio ce la mandi l'avventura. buona. No, beh, perché Dio ce la mandi buona, No. sì, ma è 2 anni che ci stiamo pensando, che ci stiamo organizzando, cioè, ma non siamo proprio degli sprovveduti. Sì. Anche Avete l'età, trovato, ci avete aiuta. trovato dei punti di riferimento comunque dove fermarvi? Assolutamente, ne sappiamo. Dino è un po' più tecnico secondo me, quello che pensa a dove fermarsi esattamente. Siamo complementari. Siete complementari. Abbiamo pianificato tutte le 82 tappe, perché facciamo 82 tappe per 82 tappe, con le varie quindi sono riposi. quanti giorni in totale avete detto? Allora, sono 100 giorni, diciamo. 100 giorni, quindi partite il 25 aprile e Il arrivate... 1° agosto, se tutto va bene, arriviamo in piazza Tiananmen. E il 6 agosto abbiamo l'aereo di ritorno. Di solito ci dicono, ma come, tornati in aereo? 12.000 km sono Delusione. sufficienti. 24.000 in totale. E come vi siete allenati in questi 2 anni? Allora, noi non smettiamo mai di pedalare anche d'inverno, insomma, siamo appassionati Abitate di a bicicletta. Venezia dove siamo sicuri? Allora, io abito a Venezia centro storico, In che a zona? Dorsoduro, A Dorsoduro, sì, vicino a San Ca' Nicolò dei Mendicoli, vicino a Ca' Foscari. Sì. E io a Campolongo Maggiore. Ah, quindi Sono- è già più di terraferma. Terraferma. Provincia di Venezia. Provincia di Venezia, però, certo. insomma. E come si allena uno che abita a Dorsoduro? Cosa fa? Prende la bicicletta? Prende la bici, porta su poi i ponti. Su e sopra i ponti? Sì, è una Di spalla sofferenza. si arriva a Piazzale Roma E si poi comincia a pedalare lungo le si ciclabili cittadine si apre il del mondo. ponte. Quali sono le salite che frequentate come allenamento? Solitamente il Montello? Montello, Dino Colli Ugani. fa Ah, i i colli ugani, più sì, perché è più proiettato. proiettato di là. Padova. Quindi Noi gli alle- veneziani siamo più proiettati invece verso il Montello. verso il Montello. Sì, certo. Quindi i vostri allenamenti sono anche diversi, diversificati? Più o meno. Sì, però noi siamo... Montello, Colli Ugani, siamo lì, insomma. Sì, ma non li fate assieme. Sì, perché siamo nella stessa società Esatto. ciclistica, quindi il sabato e la domenica organizziamo delle uscite collettive con gli altri 50 soci, insomma, con alcuni dei 50 soci del pedale veneziano, per cui ci alleniamo assieme, andiamo anche sulle Prealpi, Dolomiti, insomma, ci piace, nonostante con la stazza, a me piace molto fare la salita, lui ancora Quando ancora arriverete meglio. a Piazza Tiananmen ci sarà qualcuno
qualcuno che verrà ad accogliervi? Vi siete già mossi oppure arrivate lì in piazza? No, allora, noi ci ha aiutato molto il Ministero degli Esteri. La Farnesina Quindi vi siete attivati, sì, insomma. sì, è stata assolutamente allertata, sa che facciamo questo percorso, hanno già attivato tutti i consolati e le ambasciate italiane all'estero. Organizzeremo, come dicevo prima, circa 5 incontri pubblici anche con il sindaco di Istanbul, il sindaco di Sofia, proprio per consegnare questo messaggio del sindaco di Venezia nel nome di Marco Polo. Ecco, porterete qualche cosa da Venezia, dal Veneto? Una bandiera? Piccolo, più leggero possibile. Uno stemma del comune di Venezia. Quindi nessuna bandiera da sventolare in piazza Tiananmen. Noi attacchiamo alla nostra bicicletta, teniamo attaccata una bandiera che è il nostro vessillo con ovviamente il leone di San Marco che primeggia il nostro percorso e tutte le 11 bandiere delle nazioni che attraverseremo, dalla Slovenia alla Cina. Ok, perfetto. Quindi per seguirvi Marco Polo a Pedali, pagina Facebook. Esatto. Ogni giorno ci terrete aggiornati sulle tappe. Col percorso che facciamo, che ci segue. Bene. Col percorso, quindi metterete fotografie, video. Certo. E abbiamo anche appunto uno strumento che segnala ogni 10 minuti la nostra posizione, perché una persona può entrare nella nostra pagina Facebook, entra nella schermata Avete e vede l'AirTag? Sì, questo Garmin InReach, che Sì, ti segnala sempre la posizione anche per in sicurezza. tempo reale, assolutamente. Siamo quasi in chiusura, vogliamo sapere le famiglie che cosa hanno detto. Sapere che ci possono seguire ma perché avete una deciso sicurezza, di fare questa avventura? Le rispettive compagni e compagni e certo. quello che è, cosa vi hanno detto? Andate? Non è stato proprio così. Alla fine sì. Come dicono qua in Veneto, farvi benedire. Più o meno. E c'è da dire che da bambino mi dicevano sempre: ma vai in Cina, e io ho preso in parola e così cerchiamo di arrivarci. E con questa conclusione in Cina, loro, Alberto e Dino, andranno in Cina, arriveranno il 1° agosto, partiranno il 25 aprile e sicuramente li dovremo seguire. Grazie a voi e buon cammino, come dicono a Santiago di Compostela.